Ercolessi prova a calciare col mancino, pallone sul fondo. In tutto ciò, mister, qualora ci fosse bisogno di ricordarlo, la partita è iniziata da neanche 5 minuti effettivi. 5 minuti, e siamo già 1-1, abbiamo avuto altre 2 occasioni importanti. Voglio dire, lo spettacolo era assicurato. Sicuramente. E finora non sta tradendo le aspettative. Assolutamente. Cabeza adesso vediamo ancora. perché cominciano ad esserci le rotazioni anche da parte di Roma. Sta per entrare Isgro. È entrato Biscossi, Cabeza nel frattempo a concludere col mancino, la voleva Marchio sul secondo palo. Magari chiedeva al compagno di fare una giocata diversa, forse con mezzo secondo di ritardo perché stava arrivando da dietro Marchio. Allora qui va interpretata nell'1 contro 1. Cabeza ovviamente punta l'avversario e va sul suo lato debole, che è quello di andare a calciare con il mancino. Nello stesso tempo il compagno aggredisce il secondo palo. C'è chi dice la teoria del passaggio sul secondo palo. Per quanto mi riguarda, io chiedo ai ragazzi sempre di andare a calciare forte sul secondo palo, ed è l'opposto, quindi il quarto che va a aggredire il secondo palo, che deve diventare una continuazione del palo da questo punto di vista, dai. Però va bene lo stesso, andiamo avanti. Nel frattempo è entrato in gamba anche un certo Rodolfo Fortino, così come Biscossi. Però continuano a giocare con un solo pivot. Ancora il doppio pivot da parte di Roma non l'ho visto. Non so a cosa sia legata questa scelta, anche perché, come ben ricordavi tu mister, l'anno scorso l'ex Olympus Roma, attuale AS Roma 1927, si presentò a Cosenza con il doppio pivot nello starting five. Sì. Fermo restando che giocano entrambi, gioca solo Marcelinho o gioca solo Fortino, la qualità sicuramente non manca. Ma ecco. È altissima. Poi comunque vedi, anche Fortino non è un pivot statico, nonostante l'età e nonostante la mole. E nel frattempo da questa palla a Biscossi. In questo caso si è spostato dalla grande. Chilelli tocca il primo pallone della sua partita, recuperato da Di Eugenio, anche lui appena entrato. Titon scende sulla sinistra, ancora Titon, Vida con la suola, arriva il raddoppio di Ercolessi. Hanno conosciuto Titon l'anno scorso, vedi, lo fanno scivolare sul lato debole e poi c'è immediatamente la copertura. In questo caso Fortino è andato a chiudere il centro perché sanno che lui punta per poi andare in mezzo a calciare con effettivamente. Nel frattempo calcia da rimessa Titon, il gol chiaramente non è valido. E qui Biscossi rischia di trovare la rete del 2-1 e abbiamo visto anche in maniera abbastanza chiara le lamentele di Del Ferraro nei confronti di Titon, perché con quella rimessa ha rischiato di far partire il contropiede. Nel frattempo Titon per Chilelli che cicca il pallone. E poi non si è riuscito a concretizzare con Chilelli che ha sparato alto. È entrato Biscossi che ha servito Fortino. Eccolo qui Anthony Isgro che tocca il primo pallone nella sua partita. Serve Biscossi, l'ex giocatore dell'Eco City, va da Fortino. Isgro sfrutta il blocco del 20, poi scambia con lui, tutto regolare per il direttore di gara. 2 contro 2, porta palla Bavaresco davanti a sé Biscossi. Bravo! Finta conclusione! Bravo! Ma non basta, scocca l'arco Gustavo Bavaresco, perché la Pirossigeno Cosenza ha completato la rimonta ed è passato in vantaggio quando siamo giunti al minuto numero 6 e 21. Altro contropiede letale. Gesto tecnico importante. Era rientrato. Erano riusciti a riportare la parità numerica la Roma e a creare un 2 contro 2. Bravissimo a rallentare, a suolare ed a calciare di sinistro da sotto a sopra. Davvero bravo, davvero un gesto tecnico importante. Una volta che Biscossi si mette un po' in mezzo, vedi, no? In questo momento, hai visto cosa sta succedendo? Non riusciamo con l'intermedio a chiudere questa diagonale. Loro è 2 volte che entrano su Fortino con una palla da lato a lato a tagliare il campo. Nel frattempo è entrato anche Guga per la Pirossigeno Cosenza. Qui Fortino prova a girarsi, regolare l'intervento di Bavaresco. Ti stavo dicendo mister, intelligentissimo Bavaresco oltre che abile, quando vede Biscossi mettersi in mezzo
alla linea di passaggio tra lui e Titon a suolare la palla e a metterlo fuori Ma gioco. certo, perché Biscossi ha visto il suo Nel compagno frattempo pallone rientrare. ancora di Bavaresco per Chilelli, troppo lunga Biscossi ha per il visto il nove. compagno rientrare e il lato forte di Bava era il destro e giustamente la postura era quella da tenere, però la suolata e la calciata, il gesto, ripeto, il gesto tecnico importante da parte di Bava. Anche perché va a mettere all'incrocio un pallone col piede debole, che è il mancino. Isgro punta Guga che lo guarda negli occhi. Biscossi calcia sulla schiena di Titon, fallo laterale Roma. Rientra Cabeza per Chilelli ed entra anche Marchio per Titon. Ecco, rispetto alla scorsa stagione sicuramente possiamo dire che anche dal punto di vista delle rotazioni la Pirostigeno Cosenza adesso è molto più lunga. Però ricordiamo le due Al squalifiche. netto delle assenze di oggi di Felippigno e Jefferson. Ricordiamo anche questo, certo. E siamo curiosi in realtà di vederlo ancora Jefferson con la maglia rosso-blu. Siamo curiosi di vedere la squadra al completo. Anche perché quest'oggi abbiamo visto come sia partito nel frattempo. Grande giocata di Sgro, serve l'intervento di Del Ferraro. Sicuramente uno dei più forti, se non il più forte che c'è in questo momento, almeno da quelli tra quelli giovanile, nati dopo il 2000. ma poi ha una personalità, oltre a una bella postura, un bel fisico, intelligenza tattica, gioca con tutti e due i piedi. Pallone ancora alzato per la conclusione, questa volta di Biscossi, che trova la respinta di Bavaresco. Hanno provato Vedi che cercano sempre la palla alta. Hanno provato a fare la stessa cosa che gli ha permesso di andare in vantaggio con il gol. Però sto notando una cosa, adesso lavorano rotazione a 3, Fortino si è allungato, stanno cercando probabilmente, no niente, è rientrato come alla grande adesso. Ecco, impostano sempre a 3 e adesso si stanno alternando in posizione taglio lungo di Fortino ad aprire il centro, blocco in favore di Sgro che porta palla. Biscossi e va a prendere posizione al limite dell'area. Cerca Fortino ma trova la deviazione di Marchio in questo caso, che facilita l'intervento di Del Ferraro. Cabeza, pallone intercettato, rimessa laterale a favore della Pirostigeno Cosenza. Del Ferraro porta la sfera, poi serve Cabeza, trattenuto in maniera abbastanza evidente da Biscossi, anzi da Di Eugenio, tutto regolare per il direttore di gara. Poi c'è la chiusura di Titon sul 23, non è finita, Di Eugenio blocca Del Ferraro. Qui probabilmente quello che ti dicevo prima, stanno lasciando giocare, i contatti non sono più fischiati o comunque alcuni contatti che lasciano andare e loro immediatamente sono ripartiti in 3, hanno cercato questa transizione positiva, siamo stati bravi a rientrare ed è un peccato che Dacio che Guga abbia perso quella palla, perché poteva essere un'ulteriore ripartenza da parte nostra. Però è anche vero che in questo caso il fallo forse poteva essere fischiato. Ma vedi, stanno giocando di fisico, stanno giocando proprio di fisico entrambi, anche Cabeza non è che è uno che le manda a dire. Sicuramente. Titon eccolo qua, come hai visto in quello che ti dicevo prima, l'uno contro uno, sembra che gli lasciano l'uno contro uno, invece c'è immediatamente il raddoppio di Biscossi, il raddoppio su banda. Ma con Titon questo devi fare, non hai altra scelta, perché in uno contro uno ha dimostrato l'anno scorso, come ha dimostrato in carriera, come ha dimostrato già quest'oggi in realtà, che in single coverage vedi, adesso brucia l'avversario a sul primo 4 passo. e hanno fatto immediatamente quello che ti dicevo prima, giocando a 4 il scarico della palla e il quarto è andato alle spalle per andare a cercare questa palla, a prendere questa palla in diagonale. È qui che dobbiamo stare attenti, perché la squadra non si deve venire a creare una linea di 2-2, dobbiamo essere un attimino scaglionati per andare a chiudere immediatamente, ma lo stiamo facendo bene. Anche perché nel frattempo conclusione di Fortino ribattuta da Marchio, anche perché a questi livelli giocare con il 2-2 in linea di massima è un rischio bello grosso. Soprattutto quando hai tanto campo da coprire. Lasciare il buco centrale non è sicuramente una soluzione che amano gli allenatori più esperti soprattutto. È rientrato in campo nel frattempo Lucio Avellino per quanto riguarda la Roma. Del Ferraro, pallone per Titon, rischia qui sulla pressione della formazione giallorossa. Isgro recupera, controllo e conclusione. Servono le mani di Del Ferraro. Ecco, la qualità, il fisico, tutto. Non si discute, la personalità, ha preso palla, non l'ha fatta scendere, quasi da centrocampo ha calciato in porta. Ha le idee chiare. Ricordiamo che il ragazzo sarebbe nato il 19 giugno 2002. Questo giusto per
per andare a mettere una chicca in più. Conclusione di Marcelinho sul secondo palo, ribattuta da Guga, c'era proprio Sgro all'altezza. Vedi come si sistemano sempre sul lato forte. Marcelinho per ricevere sul mancino, Fortino in questo caso per ricevere una palla bassa addirittura, e realizza un gol che in pochi possono fare. Rodolfo Fortino riporta tutto in parità, ha pareggiato la Roma 2-2 dopo 9:36. Due squadre tecnicamente importanti, perché mi viene da dire questo. In questo momento la fase di possesso sta avendo la meglio sulla fase difensiva. Tanti errori effettivamente sia da un lato che dall'altro. La Pirossigeno Cosenza ha subito 3 gol evitabili con un po' di attenzione in più. La Roma possiamo dire lo stesso fondamentalmente. Ecco mister, questo risultato che sta maturando finora, ma più che per il risultato ti direi per la mole di gioco, mi porta a una riflessione. Parlavamo della Serie A che si è alzata di livello, ma la Pirossigeno Cosenza a questo aumentare di livello ha risposto non presente, presentissima. Ci siamo anche noi, il livello si è alzato, anche la Pirossigeno rispetto allo scorso anno tecnicamente è salita di livello. Adesso non mi preoccupa il 2-3, non ci stavo pensando neanche, perché comunque sto vedendo una partita molto equilibrata. Dove gli attacchi e il possesso stanno avendo al la meglio. Al momento stanno avendo la meglio, sì, stanno avendo la meglio. Vedremo chi troverà prima la chiave tattica in realtà tra Toto e Patrizzi. Però vedi, ci soffrono, ci temono, perché fanno rotazioni 1-2 minuti e rimettono poi il quintetto d'esperienza. In campo stanno giocando nuovamente il quintetto iniziale con Dimas, Marcelinho, Ercolessi e Avellino. E la Pirossigeno Cosenza invece presenta Bavaresco e non ha tornato. Qui Cabeza si gira e calcia, respinta di Ducci. Dal nulla qui si era girato in un fazzoletto l'ex pivot del Mantova. Ercolessi, pallone troppo lungo per lui, Bavaresco lascia scorrere tra le braccia di Leonardo del Ferraro, pallone lunghissimo per la testa di Cabeza. Qui Ducci era uscito obiettivamente male, decisamente male. Cabeza non è riuscito però a indirizzare verso la porta. Ecco, qui forse ha voluto colpire il pallone con troppa pulizia, perché magari l'avesse spizzata e basta,
sarebbe Sai, potuta finire in porta. Era spalle girate alla porta. Sicuramente non hai la visuale. Non hai la visuale, quindi non sai un attimino il portiere se c'è o se non c'è. Ti immagini, ti aspetti anche un contrasto, un qualcosa di fisico. Quindi bastava essere che la pizzicasse. Vedi che continuano a fare sempre questo gioco. Pallone lungo sul pivot. Sì, cercano in diagonale, il taglio in diagonale, la palla in diagonale, cercano di far salire la pirossigeno per poi giocare sul quarto. Eccolo lì. In questo caso taglio di Avellino che riceve da Marcelinho, chiusura decisiva di Cabeza che poi non riesce a evitare il corner. Qui è stato però determinante in fase difensiva, colui il quale avrebbe compiti offensivi in realtà. Sta lavorando molto quest'anno Cabeza sulla fase difensiva. Bravo Leo in questo caso, dai, ripartiamo. E stavo dicendo, sta lavorando molto sulla fase difensiva, anche loro comunque una prima linea aperta per far entrare dentro l'intermedio, vedi anche loro si espongono a queste verticalizzazioni. Hanno subito 2 gol così quest'oggi, ricordiamo che erano andati sotto anche con l'Ital Service Pesaro per 2-0, salvo poi completare una grandissima rimonta già nel primo tempo, perché il primo tempo terminò 4-2 a favore della formazione di Dorto. Ciò non toglie che chiaramente la Pirossigeno Cosenza è sul pezzo, ha dimostrato l'anno scorso e quindi ancor più quest'anno, mi verrebbe da dire, di giocarsi tutte le partite fino veramente all'ultimo secondo, indipendentemente da chi sia l'avversario. Ricordiamo che qui è caduto il Meta Catania campione d'Italia l'anno scorso, ma nel frattempo Cabeza prova a girarsi, fermato regolarmente da Avellino. Marcelinho, pallone dall'altra parte per Ercolessi, quindi Dimas chiuso ancora una volta a Bavaresco, arriva Ercolessi, subisce fallo il 10, punizione Roma. Chiudendo il discorso, è caduto il Meta Catania campione d'Italia, ha pareggiato il Napoli vice campione d'Italia, qui reggendo 2 volte con l'uomo in meno. È un campo e una formazione che dà filo alla torcere veramente a chiunque. È un campo che dà fastidio a tutti, vengono qua adesso con l'umiltà e con il rispetto, perché sanno che comunque di fronte hanno una squadra importante. Ci stiamo affermando nel massimo campionato si riprende a giocare. È entrato Ghilelli adesso al posto di Cabeza. È rientrato anche Adornato poco fa. Del Ferraro porta palla nella metacampo offensiva, sicuramente non un unicum. Marchio, pallone verso Adornato che prova a girarsi, trova la grande chiusura di Marcelinho. Marchio per Del Ferraro che la porta di là, power play per i rossoblù. Bravo. Eccolo trovato Titon col taglio, parata di Lucci, poi conclusione di Adornato che è terminata sul fondo. In questo caso è stato davvero bravo Del Ferraro, una bella lettura. Biscossi, pallone dall'altra parte per Di Eugenio, quindi Biscossi, Fortino, ancora Di Eugenio, Fortino, servito nuovamente il 24, Dimas, eccolo il taglio in diagonale, la palla in diagonale per Fortino, sempre spalla alla porta, non c'è spazio per girarsi, si torna dietro da Alessio Di Eugenio che prova la conclusione, ribattuta alla retroguardia rossoblù. Ora Titon trova l'ultimo tocco del 23, falloso qui l'intervento per il direttore di gara, punizione Pirossigeno Cosenza. Terzo fallo per la Roma, uno ne ha commesso la Pirossigeno. 6:43 all'intervallo, partita equilibratissima, 3-2 il punteggio a favore dei giallorossi. Adornato, pallone verso Marchio, in profondità cerca e trova Chilelli, controllo col sinistro, poi trattenuta non ravvisata dal direttore di gara, prova la conclusione Restaino, ribattuta, Isgro prova a ripartire in contropiede, si allunga troppo il pallone, gli sfugge dalla suola, al che recupera Adornato. E poi Del Ferraro, pallone profondo di Marchio direttamente dalle parti di Lucci, questa più una sfera per allontanare la pressione della Roma. Fortino da Isgro, ancora Robocop a cercare e trovare Biscossi, quindi Di Eugenio, fermato regolarmente da Adornato.
poi Di Eugenio torna sul pallone, Machinelli la protegge fisicamente riconsegnandola però all'avversario. Si tratta di Biscossi che prova a scendere sulla lotta di destra, chiuso in fallo laterale da Marchio, rimessa Roma. E rientra puntuale Avellino. A proposito di quello che dicevi tu poco fa, mister, il fatto che la Roma 1-2 massimo 3 minuti e rimette in campo lo starting 5. Vuol dire che ha massimo rispetto per l'avversario, è giusto che sia così. Nel frattempo prova il colpo di tacco Biscossi, pallone che è stato intercettato e poi bloccato da Del Ferraro che va subito al rilancio lungo per Restaino, finisce a terra Avellino. Giusto qui il fallo da parte dell'ex giocatore della Feldieboli, secondo di squadra per la Pirossigeno Cosenza, punizione già battuta dalla Roma. Guga qui a intercettare sull'invito in parallela di Biscossi a cercare Fortino. Avevamo visto come Fortino si era mosso sul lato forte del campo per ricevere questo pallone e poi aspettare. Questo momento è un 3-1, ha preso il... eccolo qui che si apre. Isgro porta palla dall'altra parte, serve proprio Rodolfo Fortino. Avellino, qui Restaino su Isgro, poi Chilelli calcio, deviazione di Avellino. Fortino, pallone per Biscossi, a tu per tu con Del Ferraro. Biscossi prova a saltarlo ma Del Ferraro è bravissimo a restare in piedi fino alla fine, a prendersi gli applausi del Pala Cosenza, ma soprattutto a salvare il gol del 2-4. Ecco, più bravo Del Ferraro o più errore di Biscossi qui? È stato bravissimo Leo, ha chiuso lo specchio della porta, non è caduto sulla prima finta fatta, è rimasto in piedi, ha fatto una bella figura. È giusto dare i meriti a Leo in questo caso. Isgro punta Marchio, finta di corpo, poi si torna da Avellino. Isgro, pallone per Fortino, spalla alla porta, è arrivato subito il raddoppio di Restaino a recuperare il pallone, poi Guga può portarla là 1 contro 1 con Avellino. Avellino lo aspetta lì, Guga fisicamente sopperisce sul raddoppio di Isgro, regolare tutto secondo il direttore di gara. Quello che ti dicevo all'inizio, stanno lasciando giocare, non fischiano tutti i contatti, credo che sia giusto così. Nel frattempo rinvio dal fondo per Del Ferraro. In questo momento con Isgro e Fortino loro sono imprevedibili sia a destra che a sinistra, perché ti trovi di fronte comunque due giocatori che sanno giocare bene con entrambi i piedi. E quindi diventano imprevedibili. E possiamo dire anche due giocatori che si completano, uno tecnicamente fortissimo quale Isgro, l'altro dannatamente cinico sotto porta quale Fortino, e soprattutto estremamente intelligente. Proprio Fortino a ricevere il pallone. Cercano in continuazione i giocatori della Roma questo scambio destra-sinistra, sinistra-destra tra i due, alla fine va alla conclusione Isgro ha bloccato Del Ferraro. Restaino verso Bavaresco, quindi Cabeza, taglio di Guga, Cabeza va da Restaino che invece era venuto verso il centro del campo, Cabeza lo aveva servito più sull'esterno, non si intendono i due. Le loro rimessa Roma. azioni offensive sono state sempre con questo giropalla da lato a lato, tranne in due situazioni se non ricordo male, quando Avellino partendo da ultimo ha chiuso l'1-2 già in mezzo, entrando tra le linee del nostro intermedio e del nostro pivot. Quindi, e anche lì in quel caso si è trovato solo davanti al portiere, o comunque c'è stata una situazione pericolosa da parte della Roma. Quindi è una squadra che può creare pericoli veramente. Sì, è modo. un sistema di gioco che tu dici abbastanza prevedibile, però poi c'è la tecnica di questi giocatori che rendono il prevedibile imprevedibile. Chiaramente quando a disposizione una squadra del genere sicuramente non ti puoi aspettare qualcosa di diverso, ecco, mettiamola così. Rimessa laterale per la Roma nel frattempo. Come Avellino. Vedi, nel frattempo hanno rifiatato Ercolesi e Marceligno, sono pronti a rientrare. Sta entrando anche Di Eugenio a breve. Nel frattempo pallone dentro per Fortino, allontanato da Titon. Quindi Ducci. Fortino. Occhio a Isgro nel frattempo, ancora Dimas per Isgro, 1-2 perfetto, a superare la retroguardia rossoblù, a superare Del Ferraro, 4-2 per la Roma, a 3 dall'intervallo, segna il baby prodigio, segna Anthony Isgro. Beh, sono stati micidiali, cinici.
Ercolesi. Ora Restaino, 2:23 all'intervallo, ancora 4-2 per la Roma il punteggio del Ferraro. Pallone per Decio Restaino, nuovamente il 24 che adesso sembra voler rimanere nella metacampo offensiva, anzi no, si torna a giocare in parità numerica. Bavaresco per Cabeza, la deviazione da parte di Edimar Dimash che trova poi l'ultimo tocco di Cabeza, il pallone era carambolato tra le gambe dell'88, rimessa laterale a favore dei giallorossi, quest'oggi in divisa bianca. Ercolesi per Di Eugenio, taglio da parte dell'ex giocatore di Napoli e San Giuseppe che poi va a calciare sul fondo. Disattenzione difensiva grave che però. Ti dicevo prima, Ercolesi per Di Eugenio, taglio da parte dell'ex giocatore di Napoli e San Giuseppe anche che perché poi Biscossi, Di Eugenio anzi mette questo pallone tra le linee a 2 tocchi. A 2 tocchi. Non ha tutto il tempo del mondo per riflettere, controllo e palla tra le linee. Qualità tecnica, quello che avevamo detto prima, qualità tecnica importante da parte della Roma. E nel frattempo, dopo Tuoto, anche Patrizzi chiede il time out quando mancano 104 secondi all'intervallo, punteggio di 4-2 a favore dei giallorossi. Si riprende a giocare dopo il time out chiesto dalla Roma sul punteggio di 4-2 per i giallorossi, lo ricordiamo per l'ennesima volta. Si riprende con il rinvio dal fondo di Ducci. Pallone lungo per Dimas, non può arrivare il 77. Dimas che se non vado errato non è mai uscito al parquet. O se è uscito, no, è stato uscito, fuori. È stato fuori ben poco. Sì, ha rifiatato un paio di minuti. E poi è tornato subito in campo. Del Ferraro per Titon, quindi Bavaresco. Pallone dall'altra parte dove c'è Tornato. Poi Titon. Può puntare Marceligno. Torna dall'ex giocatore della Corma Reggio Calabria che va alla conclusione. Ribattuta, rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza che vuole accorciare prima dell'intervallo. Adornato sul mancino, conclusione, ribattuta da Ercolesi. Pallone alzato, Cabeza qui non può arrivare alla conclusione per il grande intervento in anticipo da parte di Alessio De Eugenio. Out questa volta dal lato opposto per i rossoblù. Bavaresco dentro, trova la deviazione di Ercolesi e il conseguente corner. Pallone per Adornato che calcia, conclusione ribattuta da Di Eugenio, siamo già all'altra parte. Marceligno per Dimas, pallone alto. Bavaresco, pallone per Titon, può puntare Dimas appena rientrato, quindi Adornato, converge verso il centro del campo per cercare di servire Titon, regolare qui l'intervento di Marceligno e seguendo quello che è stato il metro arbitrale finora si può dire che la decisione è ampiamente corretta. Rinvio dal fondo per Ducci, ultimo minuto di gioco, per la precisione mancano 56 secondi e mezzo all'intervallo, alla sirena della prima frazione. Bavaresco qui a controllare. Quindi Titon vuole puntare in isolamento partendo dal basso. Poi va da Bavaresco.
È salito nel Ferraro a ricevere. Nuovamente Bavaresco. Col power play rosso-blu in questi ultimi 30 secondi. Torna in porta del Ferraro. Bavaresco verso Tornato. Converge ancora verso il centro. Calcia! Blocca Ducci. Ci aveva provato qui Alessio Tornato. Disattenzione della Roma che ha lasciato questo buco centrale. Non se l'è fatto dire 2 volte il numero 4, che poi è andato alla conclusione tra le braccia di Ducci. Una bella calciata, forse anche troppo pulita tra le braccia di Ducci, come hai detto tu. Cabeza servito a Titon, proprio il colpo di tacco, deviazione di Ercolessi e poi pallone bloccato da Ducci. Ultimi 7 secondi della prima frazione di gioco. Titon in anticipo su Ercolessi, poi è tornato pallone dall'altra parte, c'è la deviazione di Di Eugenio. Allora termina qui la prima frazione con la Roma che era andata in vantaggio 1-0, si era fatta rimontare per 2-1, adesso è in vantaggio 4-2 grazie ai gol di Marcelinho, Fortino, Avellino e Isgro. Dall'altra parte avevano segnato Cabeza e Bavaresco. Breve pausa per noi, anche per Giuseppe Alfarano. A tra poco per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza, Roma 1927. A tra poco, grazie. Il punteggio a favore dei giallorossi, lo ricordiamo, grazie ai gol di Marcelinho, Fortino, Avellino e Isgro. Dall'altra parte a segno Cabeza e Bavaresco. Non sono solo, ve lo ricordo, con me mister Giuseppe Alfarano. Bentornato mister. Grazie, speriamo di vedere sicuramente un secondo tempo all'altezza, come è stato il primo ovviamente. Ha tornato a servire Titon, subito in azione offensiva la Pirossigeno Cosenza, calcio Cabeza sul primo palo, Ducci chiude in corner. Stesso quintetto di partenza per i rossoblù, stesso quintetto di partenza anche per i giallorossi. Sì, sì, speculare, marcature specifiche.
E corner appena battuto da Adornato, che torna dietro dal Ferraro. Ecco, rispetto alla scorsa stagione, quest'oggi abbiamo visto Del Ferraro salire giusto un paio di volte. Chissà che non possa essere una soluzione nella ripresa. Beh, ma era un sistema di gioco che Tuoto adottava anche lo scorso anno, utilizzava spesso Del Ferraro come quinto di movimento. Potrebbe essere sì, sicuramente l'arma in più. Adesso i primi minuti ci faranno capire un attimino come si indirizzerà questo secondo tempo. Ovviamente chi deve fare la partita deve essere la Pirossigeno, che è sotto di 2 gol, però ovviamente giocando con oculatezza, senza allungarsi, perché comunque 20 minuti, 19:05 sono tantissimi. Alla fine abbiamo visto fondamentalmente come la Roma abbia trovato 2 gol in meno di un minuto, il gol del 2-2 e il gol del 3-2. A maggior ragione, ribadiamo per l'ennesima volta, come per chi non seguisse il calcio a 5 in maniera assidua, sia uno sport dove veramente le partite si decidono veramente negli ultimi secondi, spesso e volentieri. Fino alla fine le partite non sono mai decise, solo quando suona la sirena. Ricordo qualche anno fa un quarto di finale playoff, una Quessapone Meta Catania, dove in gara 2 il Meta la vinse a mezzo secondo dal termine. Ma facendo un esempio più pratico, la Pirossigeno che l'anno scorso pareggiò a Napoli con l'autogol di Ercolezzi, tra l'altro sulla punizione di Filippigno, a decimi dalla sirena, neanche a secondi, a decimi. Marchio sulla destra, a puntare Dimas, taglio di Titon che stava per ricevere, pallone leggermente lungo per il 91 ex Rieti, giusto per dirne una. Potremmo dire Mantova, potremmo dire Verona, ne potremmo dire veramente tante in Italia. Titon che sicuramente... Questa è stata una bella lettura da parte di Marchio, con Titon che è andato alle spalle del suo marcatore. Non ha controllato perché palla un attimino lunga, però le intenzioni, comunque la giocata è stata importante. Qui nel frattempo lancio in profondità, pallone che è terminato direttamente in fallo laterale per il rossoblu. Vediamo come si allarga subito Del Ferraro. Quello che dicevi tu prima. E Marcelinho fa quel passetto indietro, chiaramente, per andare a proteggere Del Ferraro, anzi Marchio per Adornato. Ma non più di tanto, guarda Marcelinho, cerca di chiudere. Ecco, sali un attimino. E Del Ferraro è stato costretto a rientrare. Porta Del Ferraro. Nella prima giocata con Del Ferraro aperto, Marcelinho era andato a fare la chiusura in diagonale, un contrasto indiretto, annullando, come si dice in gergo, l'inferiorità numerica. Perché chiaramente un uomo che è Marcelinho, con una posizione, riesce a chiudere palla in linea di passaggio, quindi chiaramente toglie una soluzione. Ha fatto un movimento difensivo in verticale, quindi aggredendo lo spazio, correndo in diagonale, chiudendo la linea di passaggio. In gergo, quello che si dice in gergo, è andato a chiudere, appunto, a ridurre, ad annullare l'inferiorità numerica. Uno dei tanti dettagli che poi permettono di vincere partite, di vincere campionati, chiaramente. Titon porta a spasso il pallone per il campo, poi vuole puntare il Colezzi, isolamento per lui. Titon passa sull'esterno e calcia la parata di Rucci, aveva lasciato a terra il Colezzi. Buona giocata qui da parte del numero 91, siamo già all'altra parte, proprio lui in chiusura riesce a far ricevere il pallone a Del Ferraro, qui cabeza a terra sull'intervento di Dimas. Falloso, prima infrazione della ripresa dopo 3:13, punizione rossoblu. Anche quello di Titon è stato un gesto tecnico importante, anziché puntare l'uomo ed accentrarsi come fa di solito, è andato sul lato debole calciando. Bravo Ducci comunque in uscita, anche questa comunque da segnalare come giocata, come tecnica individuale. Anche perché destro-sinistro per quanto riguarda Titon, fa poca differenza. Chiaramente è andato a puntare all'esterno perché Ercolessi, sapendo che Titon è un destro, è andato a chiudere lo spazio centrale. Poi due giocatori, Titon e Ercolessi, che in carriera si sono affrontati più di un paio di volte in linea di massima, quindi vuoi o non vuoi si conoscono abbastanza bene. Cabeza alla battuta di questo calcio di punizione. Pallone per Titon, dentro per Marchio, il salvataggio di Ducci sulla linea, doppio intervento di Daniele Ducci, strepitoso qui l'estremo difensore della Roma, lo andremo a vedere
tra poco nel replay, ma questa è stata clamorosa veramente. Bravissimo, bravissimo e molto reattivo su tutte e due le palle. Anche in questo caso ci aspettavamo la calciata di Cabezza, direttamente la calciata di Cabezza, invece scarico su Titon e andare a prendere il secondo palo con Marchio. La cinicità di Robocop sull'errore forse di Del Ferraro, che è andata a terra un po' troppo lentamente. Sta di fatto che la Roma va 5-2 con il gol, indovinate un po' di chi? Del capocannoniere in carica, Rodolfo Fortino. 5-2 sull'otto di sinistra, pallone per Fortino, controllo e conclusione. La cinicità. E questo sicuramente è un brutto colpo per la Pirossigeno Cosenza, che era andata un passo dal 3-4 inizio ripresa e si trova dopo 30 secondi neanche a subire il 2-5. Sicuramente psicologicamente può essere una bella batosta. Questa è la bellezza e la cinicità di questo meraviglioso sport. Del Ferraro servito da Restaino, quindi Titon, controllo difettoso il suo, recupera la sfera Isgro, occhio al 2 contro 1 in porta, Isgro col mancino, la deviazione di Chilelli in fallo laterale. Isgro vuole puntare Restaino, blocco di Di Eugenio, pallone per Dimas, quindi Fortino, Di Eugenio ancora per Isgro, isolamento per lui, Chilelli pronto al raddoppio, Restaino in single coverage, Fortino lascia il pallone per la conclusione da parte di Biscossi, pallone che è stato intercettato, sarà corner a favore dei giallorossi che spingono a calciare il 2-6. Sfera alzata, Restaino di testa per Del Ferraro, poi Bavaresco, Restaino, ancora Bavaresco, verticalizza subito a cercare e trovare Chilelli, pallone impreciso per Restaino che vince il rimpallo e calcia, e qui ha avuto un grande riflesso ancora una volta Daniele Ducci ad evitare il 3-5. Restaino a tu per tu con Isgro che gli sradica il pallone dalle gambe, poi prova a servire Biscossi, Chilelli, pallone che gli rimane sotto la suola, quindi Biscossi in azione di contropiede ma recupera il numero 9 che poi torna da Restaino. Titon contro Fortino in banda, la chiusura da parte del numero 20. Ecco, questo può essere magari un mismatch. Chiaramente la Roma si è trovata in questa situazione difensiva. Però vedi, in palla ferma continua a rimanere là Fortino, sulla zona di Titon, non hanno fatto alcun cambio. E da un certo punto di vista è un qualcosa di abbastanza strano, in quanto Fortino sicuramente è un grande realizzatore ma non un difensore eccelso. Di Eugenio, sì, ma poi per caratteristiche completamente diverse rispetto a Titon, un altro passo ovviamente. Primo passo bruciante di Titon, Fortino che è un po' più statico. Nel frattempo, primo ammonito del match Chilelli per questo fallo, primo fallo della ripresa anche per il rossoblù. Punizione per la Roma, Marcelinho sul punto di battuta. Marcelinho e Dimas. Dimas la tocca per Marcelinho, di là per Biscossi, schema riuscito alla perfezione e la Roma allora si porta sul +4 con il gol di Matteo Biscossi, 2-6. Si ripete 2-6 il punteggio.
un bel giro palla da parte loro, forse un attimino sulle gambe in questa situazione la difesa della Pirossigeno. Bavaresco per Restaino, quindi Bavaresco, ancora Restaino, porta il pallone avanti con la suola, poi Bavaresco messo a terra fallosamente da Biscossi, giusto il cartellino giallo qui per lui. Secondo fallo per la Roma nella ripresa, uno ne ha commesso la Pirossigeno Cosenza, pronto a rientrare Bavaresco per Restaino. Cabese e Bavaresco sul punto di battuta del calcio di punizione, Titon parte largo, Chilelli a chiudere sul secondo palo. Calcio in porta Cabeza, a cercare proprio Chilelli che non arriva, pallone sul fondo. Ducci, pallone in profondità direttamente tra le braccia del collega, quindi Titon ha davanti a sé Biscossi, prova a passare, vince un rimpallo, ancora Titon, cerca lo spazio per sfondare, non lo trova, quindi Bavaresca un altro passo rispetto a Fortino e passa regolare. Qui l'intervento dell'ex pivot del Napoli, poi di Eugenio verso Isgro, la vuole di là Fortino, una grande palla qui da parte di Anthony Isgro. L'orientamento è sempre quello, andare a cercare il secondo palo. Titon prova a superare Isgro che lo ferma alla Anche in grandissima. fase difensiva. Poi Fortino verso Biscossi, di Eugenio, pronto a rientrare Dimas, Fortino, pallone per Biscossi, ancora Fortino, quindi Isgro, di Eugenio, Biscossi, scambiano i due, servito ora Marceligno che ripeto va nuovamente da Biscossi, para del Ferraro. Ecco, è entrato. La cosa incredibile in questo momento è che Roma continua a giocare come se fosse 0-0, non c'è alcun calo di intensità, fase difensiva importante, aggrediscono da subito la palla. Che al mio modo di vedere, indipendentemente dal punteggio, che certo è severo ma non è umiliante, il modo migliore per non umiliare un avversario, secondo me, è proprio continuare a giocare anche quando sei con un grande vantaggio. Sì, sì, assolutamente. Massimo rispetto per l'avversario, si continua a giocare, il mister della Roma continua a fare le sue rotazioni, i quintetti sono sempre molto equilibrati, l'intensità rimane alta. Qui Marchio mette a terra l'avversario, si tratta di Marceligno Padiglia. Secondo fallo anche per la Pirossigeno Cosenza, Marchio che deve fare attenzione, in quanto è già ammonito, anzi no, ammonito era stato Chilelli. Marchio va comunque a protestare col direttore di gara, è entrato Guga, punizione per la Roma. Ed entra anche Bavaresco per Restaino. Marceligno e Dimas sul punto di battuta, vedremo se troveranno una soluzione simile a quella che ha portato al gol del 6-2. Calcio a Marceligno, pallone sul fondo, con deviazione sarà corner.
questo caso si erano create le due opzioni con Marcelinho per la calciata diretta così come è stato, però dall'altra parte Isgrò era andato a bloccare per Biscossi un eventuale scarico in banda. Rimessa laterale Roma. Avellino per Isgrò. Gioco di gambe del 7 che vuole puntare, poi torna dietro da Dimas, quindi Avellino. Ancora Dimas. Isgrò. Cerca e trova Marcelinho. Con calma la Roma. Dimas, Marcelinho, Isgrò. Passa molto bene sul Restaino. Isgrò, pallone sul secondo palo intercettato da Marchio. Occhio al contropiede perché siamo 2 contro 2. Marchio e Cabeza, Marchio vuole fare tutto solo. Pallone di là per Cabeza. Finta, doppia finta. Pallonetto! È un gol clamoroso di Anderson Cabeza. Il gol del 3-6. Il gol che può riaprire la partita. Gesto tecnico sensazionale del numero 88. 3-6 di nuovo dentro la pirossigno. Gesto tecnico importante di Cabeza. Ma bravissimo Paride Marchio ad andare a contrastare Isgrò su quella palla. E Marchio protesta perché voleva un cartellino rosso per il numero 7. Ciò che conta è che a 11:41 dal termine. Partita lunghissima ancora. Questo gesto tecnico può riaccendere l'entusiasmo da parte della Pirossigeno. Grande intelligenza anche di Marchio che ha servito Cabeza. Beh, poi il resto chiaramente lo ha fatto il pivot, saltando 2 uomini, mettendo a sedere 2 uomini e facendo il pallonetto sull'uscita di Ducci. Un pallonetto talmente preciso che la chiusura di Ercolesi sul palo Ercolesi non è riuscita a toglierla. Sì, nulla da eccepire sul gesto tecnico di Cabeza, qualcosa di importante, voglio dire, da vedere e rivedere. Ha ricevuto palla, ha fatto una finta, ha fatto una seconda finta in uscita del portiere, anziché calciare addosso sulla figura del portiere è andato a scucchiaiare la palla e a metterla proprio all'incrocio. È bellissima tutta la giocata, ma ripeto, il recupero della palla parte di Marchio al limite della sua area, un 2 contro 2 finalizzato come abbiamo detto appunto da parte di Cabeza. Beh, ora 11:41. Certo, i gol da recuperare sono 3 e l'avversario non è di basso livello, chiaramente, per usare un eufemismo. Però comunque la Pirossigeno Cosenza ha dimostrato di essere mentalmente in partita, tranne il blackout che ha avuto nei primi minuti della ripresa. È una squadra che comunque ha dimostrato quest'oggi di essere sul pezzo e di mettere in difficoltà a più riprese la Roma. Nel frattempo Marcelinho. Ercolesi per Dimas. Pallone nuovamente per Marcelinho. Dimas. La chiusura dei rossoblù, poi Guga porta il pallone, riesce a mantenere il possesso. Restaino per pulirla. Regolare anzi no l'intervento su Marcelinho. Punizione Roma. Già battuta da Marcelinho. Ercolesi. Marcelinho. Ancora Ercolesi, Avellino per Dimas. Nuovamente Marcelinho. Dimas torna dietro da Avellino. Con calma adesso la formazione di Patrizzi. Dimas vede lo spazio in banda e prova a puntare. Marcelinho torna dietro da Avellino. Ancora Dimas. Cabeza su di lui. Pallone lasciato lì per Ercolesi. Pallone che era già uscito ed è arrivata puntuale comunque la chiusura di Guga. Rimessa laterale rossoblù. Adornato. Lui a portare il pallone, quindi Marchio è salito nel Ferraro di là. Pallone in parallela per Guga che prova la respinta di Ducci in fallo laterale. Pallone alzato per Marchio che calcia addosso ad Adornato, rimessa Roma. Avellino per Dimas. Ercolesi. Pallone in profondità, Marchio in anticipo su Marcelinho, poi l'ultimo tocco di Dimas che non riesce a mantenere il pallone in gioco. Rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Roma che dopo aver subito il gol del 6-3 in fase di impostazione mi sta sembrando molto più macchinosa rispetto a prima. Sì, hanno abbassato un attimino il ritmo.
cominciano a ragionare sulle giocate, mentre fino ad ora per 30 minuti hanno giocato in verticale con rapidità. Adesso forse cominciano un attimino a gestire il tempo, anche visto che perché il risultato appunto è dalla loro. entra in gioco il discorso del cronometro. Siamo esattamente ora a metà della ripresa, 10 minuti al termine, più 3 per la Roma. Dimas scambia con Avellino, poi Ercolessi, ancora Dimas, scambio tra i due, si torna dal 18 con rapidità comunque la Roma, pallone che termina fuori, non è riuscito Capitan Dimas a tenerla in campo. Pronto a entrare Chilelli, ha tornato, ha battuto l'out per Cabeza, quindi Guga, raddoppio su di lui, si torna da Marchio, Cabeza di là a cercare e trovare Adornato, ha davanti a sé Dimas, punta e calcio Adornato, la respinta da parte di Lucci, non è finita. Marchio per Cabeza che va alla conclusione, doppia deviazione, poi la parata di Lucci allontana Avellino. Dicevamo di Sgro, ma anche Adornato non sempre a peccare di personalità. No, assolutamente, anche Adornato è un gran bel giocatore, anche lui sta gravitando intorno al nazionale, almeno nell'ultimo periodo c'è stata la sua convocazione. In giugno se non vado errato. Sì, in questo momento Marchio chiama l'intervento del quinto, sta salendo del Ferraro per abbassare un po' la difesa della Roma. E chissà che a breve Tuoto non possa proprio chiamare time out per organizzare meglio il power play, perché Sì. comunque i gol da recuperare sono 3. Marchio per Adornato, finta, pallone che gli viene contestato dall'avversario, si tratta di Marcelinho, rimessa Pirossigeno Cosenza. Marchio per Titon che rischia, falloso qui l'intervento di Dimas, terzo anche per la Roma, punizione rossoblu. Adornato ha tagliato Titon con lo servito il 91, a cui rimane il pallone sotto la suola. Era già uscito Ducci, era praticamente una situazione dove mancava solo la conclusione in porta, che sarebbe arrivata se il pallone non fosse rimasto sotto la suola di Titon. Sì, stavo notando in questo caso una Pirossigeno che ci sta provando assolutamente con tutte le sue forze, e ha creato un paio di situazioni pericolose. Una gestione e un controllo sicuramente migliore avrebbe portato in questo caso Titon davanti a Ducci. Qui nel frattempo Adornato continua a puntare in banda, a verticalizzare, in questo caso ha affrontato Avellino, che lo ha chiuso bravo a chiudere. Titon, l'isolamento per lui contro Marco Ercolessi. Ancora questo duello a presentarsi, la chiusura del numero 2 è determinante, fallo laterale. Fuori Marcelinho, dentro Fortino. Marchio, pallone per Adornato che va alla conclusione, trova però la parata a terra di Ducci in due tempi. Poi Marchio in anticipo secco su Fortino, tutto regolare per il direttore di gara, e direi anche giustamente, perché il colpo in faccia non è arrivato a Fortino. Si tocca il volto ma non sembra esserci stato il colpo. Rientra Bavaresco nel frattempo per Marchio. Si riprende a giocare Bavaresco. Pallone per Adornato, ancora Bavaresco. Quindi Chilelli la protegge, spalla alla porta e va da Adornato. Bavaresco. Titon. Occhio perché c'è spazio centralmente. Titon se lo prende tutto. Poi va a calciare col maggino sul secondo, non arriva il tocco di Chilelli.
Infatti Ercolessi e Avellino sono usciti a rifiatare. Nel frattempo ancora una volta che Chilelli non controlla un'altra possibile la palla di Bavaresco. Stanno diventando un'altra tante, possibile però. palla pericolosa, sì. Stanno diventando tante. 6,50 alla sirena. 3 gol da recuperare per la Pirossigeno Cosenza che Vedi, ci prova. stanno alternando le giocate. Titon e Adornato stanno sempre entrando o senza palla o con palla, stanno andando in verticale, mettendo in difficoltà effettivamente la difesa della Roma. Titon per Bavaresco, quindi Adornato. Chilelli. Bellissimo duello in questo momento, Adornato Isgro. Tra ragazzi promettentissimi, ma già affermati. Bavaresco. Chilelli per Titon, non controlla bene, fallo laterale. Rientra Cabeza al posto di Chilelli. Isgro. Pallone per Viscossi, quindi di Eugenio. Fortino. Isgro. Ora Viscossi. Ancora Isgro. Gira con calma la Roma, senza fretta. Visto anche il punteggio. Visto soprattutto il punteggio. Viscossi per Fortino. Ancora il 24. Fischi per i giallorossi. Isgro. In verticale, non c'è nessuno. Recupera del Ferraro. Possesso che è tornato alla Pirossigeno Cosenza. Titon. Controlla e si gira subito per puntare Isgro. Di Eugenio pronto a raddoppiare. Bavaresco per Adornato. Centralmente serve nuovamente Titon. Blocco cieco di Bavaresco. Si va di là da Cabeza. Anche lui può puntare. Cabeza passa con un rimballo davanti a Ducci. Pallone dentro per Adornato che involontariamente la toglie dalla porta. Siamo già all'altra parte. Ducci per Viscossi. Pallone che è terminato alto. E time out chiesto dalla Pirossigeno. Qui dalla Pirossigeno Cosenza a 5-0-7 alla fine. E chissà che Tuoto adesso non organizzi definitivamente il power play. Vedremo anche quale sarà la maglia gialla che uscirà dalla panchina rossoblu. Al momento non vedo alcun movimento di maglia gialla. Però vediamo Tuoto con la lavagnetta che parla con Cabeza, che parla con Chilelli, che parla con Bavaresco. Quindi riusciamo anche a farci un'idea più o meno di chi saranno coloro i quali comporranno il quintetto del power play. Restaino. Si rientra in campo dopo il time out e c'è Del Ferraro che è già partito fuori, quindi Restaino chiaramente come quinto di movimento. power play immediato con Restaino come portiere. Vedremo chi comporrà la prima linea e vedremo chi comporrà la seconda anche. Restaino per Bavaresco, quindi Titon a proteggere la sfera e ad aspettare la salita dei compagni. Cabeza con calma. Due mancini a destra, Chilelli e Restaino. Cabeza e Titon dall'altra parte Bavaresco a gestire. Restaino per Bavaresco, quindi Cabeza. Bavaresco. Cabeza a girare. Chilelli per Restaino. Ora Bavaresco. Cabeza. Tacco per Titon, nuovamente Cabeza. Bavaresco.
Restaino. Cabeza, nuovamente Restaino. Chilelli, Cabeza, Bavaresco. Cabeza. Bavaresco, pallone per Chilelli, troppo alto, a dismisura. 4-0-7 al termine, nulla di fatto finora. Rientrano Fortino e Marcelinho e anche Isgro. Ecco perché adesso la Roma si imposta con il quintetto difensivo e il quintetto offensivo. Chiaramente quello offensivo composto da Isgro e i due pivot più Avellino. Quello difensivo vediamo Biscossi, Ercolezzi, Di Eugenio e Dimas. Sì. Due pivot anomali comunque, perché sono due pivot che giocano anche da 4. Pallone alto qui per Marcelinho, blocca del Ferrara ai confini della propria area di rigore. Mette subito in gioco per Titon, pressione della Roma che non permette di far entrare Restaino adesso che la sfera è uscita. Rientra il Colessi, rientra Di Eugenio, rientra Dimas e rimane Avellino. Dall'altra parte sono rientrati subito Chilelli e Restaino, chiaramente. Chilelli per Restaino. Ancora Chilelli. Bavaresco. Cabeza. Bavaresco vuole cercare ancora il 29. Scambiano i due. Restaino, pallone al limite, Bavaresco. Conclusione ribattuta da Ercolessi. Poi Avellino può tenere il pallone in campo, non ci riesce. Ecco, magari se Bavaresco tocca la sfera una volta in meno, c'è Titon sul secondo palo. Ha lo spazio per servire Titon, perché poi chiaramente in chiusura diagonale arrivano Ercolessi e Avellino. Si è già ripreso a giocare. Chilelli. Pallone per Ducci, fuori. Cabeza, centralmente, calcio, deviazione, blocca Ducci. Che poi è chiuso, non può rimettere rapidamente in gioco, ma alla conclusione direttamente sul fondo. No. Pallone perso clamoroso qui nella pirossigeno Cosenza e salvataggio ancora più clamoroso di Chilelli su Dimas che si dispera, è rimasto però atterrato durante il pallone. Pallone perso clamoroso qui nella pirossigeno Cosenza e salvataggio. Un bel contrasto. Sta a terra, è stato colpito alla spalla. Comunque regolare però. Ancora una volta comunque Roma dimostra la sua cattiveria agonistica, cioè è andata a pressare forte su Bavaresco senza aver paura del quinto di movimento. Nel frattempo Bavaresco esce dal campo e io direi anche di andare a dare un'occhiata a quelli che sono i risultati al momento, perché la Cama è in vantaggio per 3-1 sull'Active Network. Poi ricordiamo che alle 20:30 oggi ci sarà E così di Genzano Fortitudo Pomezia, domani in diretta Skyfel di Eboli Napoli e poi mercoledì si recupererà Manfredonia Meta Catania, col Meta Catania, lo ricordiamo, impegnato in Champions. Quest'oggi si gioca la qualificazione in casa all'Elite Round. Titon di là per Marchio, la chiusura determinante di Fortino. E cambio quintetti sia da un lato che dall'altro. Sì, ormai è diventata una partita a scacchi. No, ma è stato bellissimo vedere la scena come tutti dall'altro lato del campo siano venuti verso le panchine per uscire. Chiaramente questo va a dimostrare la profondità di roster dell'una e dell'altra squadra. Ricordando che la Pirossigeno oggi è senza due elementi di rotazione, quali Jefferson e Felipigno. Restaino per Bavaresco, Cabeza, 120 secondi alla sirena. Quindi Bavaresco. Chilelli ancora per Cabeza. Chilelli. Cabeza da Titon. Ancora Cabeza, Bavaresco. Cabeza, Restaino deve ovviamente accelerare le operazioni. La Pirossigeno Cosenza. Pallone che è terminato fuori, rimessa rosso-blu. 90 secondi alla sirena. Bavaresco, Cabeza. Punter Colessi, calcia, pallone alto.
Rientrano Guga e Adornato. Fortino prova a toccare la sfera per Biscossi, ha recuperato del Ferraro. Poi Titon rischia di perderla sulla pressione di Avellino. Poi Adornato, quindi Guga la protegge, spalla alla porta, non subisce fallo ma è falloso il suo intervento ai danni di Avellino, che gli costa anche un cartellino giallo, il terzo del match dopo quelli di Biscossi e Isgro. Fuori Avellino, dentro di Eugenio. Ercolessi sul pallone. Va alla conclusione, blocca del Ferraro. Rientra Restaino, rientra Chilelli, ultimo assalto dei rossoblù. Chilelli, pallone per Restaino, Chilelli, quindi Bavaresco, 50 secondi alla sirena. Cabeza per Titon, la respinta di Ducci. Bavaresco per Chilelli, ancora Bavaresco. Titon, Cabeza, Bavaresco. Scambiano Restaino e Cabeza, ultimo possesso cestistico, dopodiché sarà sirena. 20 secondi ora, Cabeza, Bavaresco, pallone per Titon, conclusione deviata da Di Eugenio, sarà ancora corner. Chilelli sul secondo palo, nella terra di nessuno, lascia scorrere Ducci e dunque ultimo possesso che dovrebbe essere della Roma. Mister, a 12 secondi al termine ti chiedo di dirmi un migliore in campo per la Pirossigeno Cosenza e uno per la Roma. Ma guarda, per la Pirossigeno Cosenza ci sono state, secondo me, sono stati bravi a sprazzi Cabeza, Bava, Paride, del Ferraro all'inizio, però voglio dire, metterei il collettivo, per quello che abbiamo potuto vedere, un collettivo a cospetto comunque di una Roma. Fortino mi è piaciuto tantissimo, Isgro mi è piaciuto tantissimo. Direi poi alla fine, guarda, uno a testa, direi Fortino per quanto riguarda la Roma, non lo so, il nostro capitano, anche per cattiveria agonistica portato in tutto il secondo tempo. Finisce 6-3 a favore della Roma grazie ai gol di Marcelinho, Fortino, Avellino, Isgro, ancora Fortino e Biscossi. Per i rossoblù non sono bastate le realizzazioni di Bavaresco e la doppietta di Cabeza. Termina 6-3, da Cristian De Nicolò è tutto, anche per Giuseppe Alfarano. Una buona serata. Grazie a voi tutti, amici sportivi, e un buon proseguimento. Grazie e buona sui serata canali della divisione calcio a 5. Buonasera.